Allora, anche oggi non sono andato dal barbiere, ci piacerebbe andare. Vabbè, allora io partirei oggi, intanto buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ancora mi scuso del ritardo, abbiamo avuto un po' di robette da fare oggi e tra le tante, io vorrei partire, come avevo detto ieri, da un video fatto da Stefano Pesce a casa. E è un video di 3 minuti di musica, però insomma lo dico, è bello anche perché Pesce, voi sapete, è il titolare del Vapore a Marghera, è un locale che ha sempre dato tanto alla città, è un ringraziamento a lui e alla sua famiglia che sono a casa, ma anche un augurio di poterlo sentire, di poter vedere il locale, ovviamente rispettando le norme di sicurezza, aperto il prima possibile. Per cui insomma andiamo col video e grazie ancora a Stefano, come ti avevo detto ieri, bocca al lupo, duro. Bellissimi, grazie a tutti quanti voi del bel omaggio che ovviamente regaliamo a tutta la città, ma come spirito insomma combattente direi che non vi batte nessuno. Adesso abbiamo un altro filmato di una cosa speciale, un dono che un bambino ha voluto farci, il bambino si chiama Federico e vediamo il filmato e poi raccontiamo il resto. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno. Tu resta là un attimo che prima dobbiamo farti un applauso. Lei, abbi pazienza un secondo solo. Aspettiamo.
Allora noi ti abbiamo portato dei regali, perché tu ci dovevi dare delle cose. Sì. Allora intanto noi io guarda te lo appoggio qua, dopo te lo prendi. Ok, grazie. Abbiamo prima un uovo di qua. Sì, Grazie, molto gentile. Quello guarda lo portiamo adesso personalmente al sindaco. Grazie, aspetta, allora lo guardiamo. Guardiamo. Te lo appoggiamo tutto qua. Grazie, grazie veramente. Adesso ce l'attacchiamo in sede, va bene? Dopo ti mando la foto quando ce lo attacchiamo. Grazie a te, grazie Federico. Adesso questo lo porto al sindaco, sicuramente. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Federico. Ciao, buona giornata. Ciao. Arrivederci. Questa è una delle cose più belle che si poteva avere. Ecco, guardate, questa è la busta che mi ha fatto avere Federico D'Onofrio. E ringrazio ovviamente il Federico per questo gesto che sto racconto e soprattutto la mamma e il papà, con grande piacere signora e signor D'Onofrio, insomma, mi faccio i complimenti per questo ragazzo, perché il cuore. Allora io vi apro questa busta e c'è una lettera e ci sono dei soldini, sono 23 euro, eccoli qua, che sono i risparmi di Federico, eccoli qua, 23 euro, che dobbiamo, adesso leggiamo la lettera, cosa ci chiede Federico di fare e che noi ovviamente faremo, ma è chiaro che questa cosa qua mi apre il cuore, mi dà una felicità che faccio fatica a spiegare, una carica. Caro e gentile sindaco, sono Federico, ho 8 anni e vivo a Mestre. Frequento la terza A dell'Istituto Querini. In questi giorni sono un po' triste perché sento parlare del coronavirus, però mamma e papà mi fanno rimanere a casa così io e le mie sorelle non ci ammaliamo. Bravo Federico. Penso ai bambini in ospedale, alle persone ammalate che sono in ospedale, aiutati dai dottori e dagli infermieri. Ho deciso di inviare a lei questa lettera e i miei soldini. Spero possano aiutare i dottori. Buona Pasqua a Federico D'Onofrio. Ecco, a Federico ovviamente posso soltanto che rivolgere un grande ringraziamento, perché fa bene a me e spero faccia bene a tutta la città. È un esempio stupendo. Federico, noi adesso nei prossimi giorni inviteremo in studio un rappresentante della ASL, dei medici, qualcuno che in qualche modo possa ritirare i tuoi soldi, ma soprattutto possa assaporare questo gesto di grande affetto che tu, come tanti bambini probabilmente, ma tu poi hai pensato di avere. Per cui veramente un grazie particolare te lo faccio a nome di tutta la città. È un grande applauso veramente di cuore e poi appena ci vediamo ti abbraccerò. Nel frattempo, te l'ho già detto al telefono, ma ti mando un pallone della Rayen, anche perché tu tra l'altro giochi e sei un tifoso, per cui ci fa piacere. Mi raccomando a scuola, continuare a studiare come a tutti i bambini che purtroppo sono molto attaccati ai vari tablet. Grazie, bel gesto, gran bel gesto. 8 anni questo bambino, il futuro della città. Va bene, allora abbiamo una fotografia adesso, eccola qua, di una consegna di mascherine, ci è arrivata da Inti Ligabue, il presidente della fondazione Ligabue, che ha voluto donare 10.000 mascherine FFP2, ormai conosciute come le mascherine, quelle appunto per i sanitari, per le persone che lavorano, sia all'ospedale civile di Venezia che alla casa di riposo San Lorenzo e alle comunità alloggio per i ragazzi disabili, che chiaramente abbiamo già provveduto a consegnare, abbiamo una foto. Grazie appunto per questo gesto di grande generosità. Inti, come sempre un abbraccio, sei una persona molto generosa e è giusto che insomma tutti sappiano che la città appunto vive, anche se sembra che poi tutti fanno quello che possono. Ancora grazie e soprattutto grazie di questo gesto e grazie a queste persone, a questi medici, questi infermieri, queste persone che continuano a mandare avanti la nostra assistenza sociale e sanitaria. Allora, io manderei, visto che stiamo parlando di donazioni, il conto corrente del comune con il numero, per cui se qualcuno volesse fare delle donazioni, ovviamente è una donazione liberale, scrivete Covid-19, per cui ovviamente serve per questa emergenza, per tutte le emergenze che abbiamo. Il numero lo vedete scritto,
è il 1300 156, è il numero di conto corrente bancario. Questo numero, che poi avete anche le coordinate IBAN, lo trovate sulla nostra piattaforma Dime, per cui se dovete fare o volete fare una donazione al comune per i costi di questa emergenza, per poter portare aiuti alle persone in difficoltà o alle persone malate, ecco, questo è il numero che abbiamo attivato. E poi alcune così precisazioni e anche insomma un po' di notizie. Noi pensiamo che, per quanto riguarda i buoni spesa, ne abbiamo già consegnati 1000, tanto facevo un po' il punto della situazione. Tra domani, venerdì e sabato pensiamo di distribuirne altri 2000 e stiamo ancora espletando le ultime verifiche sulle ulteriori domande. Crediamo che entro la prossima settimana dovremo aver diciamo, fatto tutto, spero tutte quante le verifiche sui requisiti, per cui a tutti verrà inviata una mail con la data di consegna a casa, così magari potete farvi trovare a casa, perché qualcuno non l'abbiamo trovato perché era fuori a fare la spesa, per fare medicina, non lo so. Ecco, però lo dicevo per comunicazione a tutti, per cui 1000 buoni già consegnati, altri 2000 verranno consegnati tra venerdì, domani, giovedì, venerdì e sabato, altri 2000, poi per la prossima settimana finiremo i restanti. E poi, altra notizia, allora stiamo caricando in Cina le 600.000 mascherine che abbiamo acquistato, le stiamo facendo confezionare con buste da 4 mascherine l'una e immagino che entro fine della settimana prossima inizieremo la distribuzione casa per casa a tutti quanti, per cui in tutto il comune, isola, in qualsiasi posto porteremo le mascherine personalmente, in maniera tale che ognuno possa avere una mascherina per il periodo che sta appunto per iniziare, man mano che ci saranno i decreti di sblocco di questa, almeno insomma abbiamo fornito una protezione a tutti. Poi c'è la slide di Dime, che direi anche da ricordare, insomma, sono arrivate 2098 telefonate ieri. Questo è il numero 041 anche per tutte le cose che magari sfuggono o domande. Noi abbiamo tutti gli elenchi, considerate che c'è anche un elenco adesso di quelli che sono i negozi su cui si può andare a acquistare i buoni mensa, i buoni pasto, i buoni spesa, come li chiamiamo, i buoni spesa. Dunque c'è una slide specifica che è la numero 7, che era il punto successivo. Scusate ragazzi, ho fatto un po', ma era per mettere insieme le due cose, visto che stiamo consegnando i buoni spesa. Ecco, si sono accreditate 110 negozi, chi li ha già ricevuti trova l'elenco sul sito Dime, trova l'elenco di 110 negozi per poter spendere i buoni spesa. Sono 110, di cui sono 21 le farmacie che abbiamo accreditato, perché noi abbiamo dovuto firmare un accordo con i singoli negozi, perché poi noi dobbiamo come comune rimborsare ovviamente al posto del buono i soldi. Per gli esercenti che non l'abbiano fatto possono trovare il modulo per iscriversi e per accreditarsi come negozio, dove si può fare la spesa. Ne abbiamo nel frattempo accreditati già 41 tra Venezia, Murano e Burano, 37 Venezia e Capenedo, 9 Lido e Pelestrina, 9 Marghera, 8 a Chirignago e 8 a Favaro. Se ci sono altri negozi anche, non so, nelle isole ulteriori, eccetera, che vogliano accreditarsi, basta andare sul sito Dime, trovate la slide specifica del negozio, come fare, c'è un contratto, c'è un modulo, insomma, che è esattamente la convenzione che noi dobbiamo far firmare dalle aziende. Firmate quella convenzione in maniera tale che poi, quando ritirate i buoni, siete autorizzati a ritirarli, perché poi noi, con le condizioni che leggerete, vi vengono rimborsati ovviamente a fine mese, si fa il totale, vi accreditiamo i soldi, insomma, perché è una cosa abbastanza semplice, è un servizio in più che date, magari certamente non ci guadagnate, però magari c'è una persona in difficoltà e abita vicino al vostro negozio, può essere utile avere questo. Ovviamente non tutte persone che dobbiamo ringraziare, questi negozianti, che stanno facendo un servizio alla collettività, evidentemente un servizio di natura prima di tutto sociale. E poi vediamo un po', avevo
vado un po' in ordine sparso, sì, alcune domande, c'era uno che uno mi chiedeva, posso raggiungere lo studio del mio avvocato per la consegna di una notifica? Sì, lo può fare, l'attività degli studi professionali è permessa, ma solo su appuntamento, perché deve prendere l'appuntamento, perché quando dovrà avere chiaramente l'autocertificazione si segnerà che c'è l'appuntamento, perché se qualcuno vuole verificare troverà che l'appuntamento effettivamente è stato fissato, e ovviamente lo studio, lo dico per chi ha gli studi e le attività aperte, deve garantire le misure di sanificazione che sono ricorrenti ma sono previste dalla normativa, perché lo sanno ma lo ricordo ancora. Poi, ecco, un'altra cosa importante, sul discorso dei trasporti, io ieri ho detto, noi non ce la facciamo a garantire più trasporti di così, ma la situazione in qualche misura, lo spiego a chi non è mai uscito di casa, è anche peggio, nel senso che oltre ad aver diminuito le corse perché proprio ci mancano i soldi legati ovviamente a quelli che sono quei contributi, quei biglietti che vendevamo ai turisti, parliamo dagli 80 ai 100 milioni di euro, tantissimi, e difatti noi stiamo aspettando che il governo faccia una manovra, almeno per proteggere i lavoratori, eccetera. Tra l'altro, lo dico pubblicamente, noi vogliamo trovare una qualche forma, assieme alle organizzazioni sindacali, perché si arrivi a un accordo di carattere solidaristico, un contratto di solidarietà. Sento girare voci strane o provocazioni di ogni genere, nulla di tutto questo. Ho letto anche qualcuno chiedeva indietro dal comune 11 milioni, incassati l'anno scorso, ma quest'anno non sono queste cifre, sono cifre molto più modeste. Il comune farà sempre la sua parte, però la realtà è che qui stiamo parlando di cifre ben diverse, parliamo di cifre molto molto elevate. Per cui ritengo sia importante abbassare i toni, non pensare di trovare capi espiatori facili, soprattutto perché non è nell'interesse di quei lavoratori. Io ai cittadini devo dire anche che in questa situazione di grande problematica che affronteremo con l'azienda, con i loro dipendenti, eccetera, vediamo di trovare il modo, perché io sono convinto che si ricomincia, perché dobbiamo passare semplicemente questo tunnel che non sappiamo quanto buio, di cui non sappiamo quanto sia la lunghezza. Non è certamente di un mese, ma sarà probabilmente anche di un anno. È chiaro, speriamo di rientrare il prima possibile, anche questo lo faremo insieme a tutte le persone che vogliono darci una mano e voler rilanciare la città, senza già l'idea di non so che tipo di strumentalizzazioni. Per cui noi dobbiamo semplicemente, l'obiettivo che abbiamo è salvare l'azienda e i lavoratori. Non c'è motivo di lasciare a casa nessuno, anche perché siamo convinti che poi si riparte, perché è certo che Venezia continuerà a essere una meta, poi magari le formule del turismo saranno diverse, quello che vuoi, però dobbiamo salvare l'azienda. In questo contesto, e adesso arrivo ai cittadini, noi cosa ci siamo trovati? Ci siamo trovati a una riduzione del 50% dei trasporti, ma non solo, in quei trasporti, cioè in quei mezzi, noi non possiamo portare la stessa gente di prima, circa ne portiamo un quarto, perché c'è il discorso della distanza tra cittadini, per cui oltre ad aver calato i mezzi, vero che in questo momento c'è meno gente in giro rispetto al solito, ma quelli saranno. Allora ecco perché ho detto, guardate, i trasporti non riescono a portare tutti per una normativa sanitaria di legge. Quando l'autobus è pieno non potrà fermarsi alle fermate. Lo stesso vale per il battello, il marinaio dovrà fermare perché abbiamo raggiunto il limite. Stiamo organizzando, domani lo farò vedere, delle prove per mettere, qualcuno a Venezia forse l'ha già visto, stiamo provando sui posti più frequentati a segnare per terra la distanza. Abbiamo già fatto le sperimentazioni ieri, su mia richiesta tra l'altro, a Piazzale Roma, insomma abbiamo iniziato a mettere dei cordoni per organizzare la coda, eccetera. Chiedo a tutti veramente un po' di disponibilità, un po' di pazienza, non sappiamo come fare diversamente. Ovviamente faremo delle regole molto precise, le stiamo cominciando adesso a mettere in corso, proprio perché così quando magari io auspico il 4 maggio ci sia uno sblocco, insomma adesso non so quando le autorità diranno, ci troviamo già pronti almeno con un'abitudine di fare la coda per prendere, soprattutto nei luoghi ovviamente più frequentati, vale per il centro storico ma vale anche per gli autobus o per il tram. Su questo allora noi lavoreremo, stiamo facendo le prove anche per quando il comandante o piuttosto che l'autista dell'autobus dovesse chiamarci se ci sono problemi per far intervenire il prima possibile la nostra pattuglia di sicurezza, perché e per cui abbiamo questa stanza dove abbiamo tutti i video, tutti i monitor, sappiamo dove sono gli auto, sappiamo dove sono le macchine della nostra polizia locale, per cui cercheremo di organizzare. È chiaro che ce la possiamo fare se c'è la collaborazione di tutti e non c'è strumentalizzazione, cioè si sono accorti a Marghera che ci sono i vandali,
ci sono i vandali a Marghera. Una volta non c'erano, cioè i Sendai 2 volte, adesso io lo dico al presidente di Giants ovviamente che conosco, saluto, spiace tantissimo, da 2 volte sullo stesso posto, adesso abbiamo mandato un nostro dirigente per vedere un po' che cosa si può fare per dargli una mano, però è chiaro che va collegato l'allarme con una vigilanza privata, cioè non è che puoi collegarlo col comune. Ho sentito uno che ha detto che invece loro quando era la municipalità non so se andava giù, cioè voglio dire tutte ste robe, ne capita una roba però mai successo a Marghera, stranissimo a Marghera, cioè a Marghera non si sapeva neanche che c'era sta gente. Dico che è volgare che uno vada a fare gli atti di vandalismo durante un'emergenza sanitaria del genere. È chiaro che noi siamo impegnati dappertutto, faremo ancora più attenzione, però lo dico ai politici navigati, fare strumentalizzazione su ste robe, veramente, cioè, veramente bassa sta roba. Comunque, tornando al nostro ragionamento, dicevo ai cittadini per i trasporti, guardate, io ieri consiglio veramente spassionatamente, saremo in difficoltà, non c'è dubbio, spero che non ci sia qualcuno che vada nervoso perché non è il caso. Cercheremo anche di dare delle regole precise sulle precedenze, ci sono delle persone che sono oggettivamente in difficoltà motoria, che devono avere la precedenza, le anziani che hanno problemi di movimento, ovviamente le signore incinta, quelle che hanno un passeggino con un bambino piccolo, che certamente non si possono fare 2 ore di coda, oppure non possono andare a piedi perché ci sono i ponti, cioè faremo delle regole, scriveremo bene, però dico, parlo del centro storico di Venezia, perché magari qualcuno pensa che da Spinea deve andare a piedi fino a Mestre, no, a piedi si intende ovviamente nel centro storico di Venezia, visto che non ci sono i turisti, probabilmente se vedrete la coda un po' più lunga, forse conviene farla a piedi, adesso parleremo con i gondolieri, nel momento che si potrà fare riattiviamo di nuovo i servizi anche di traghetto, per rendere almeno la parte del centro storico più fruibile e anche lì stiamo cercando di organizzare meglio che possiamo, però l'invito, quello di andare a piedi era in centro storico, per quanto riguarda la terraferma ovviamente dico la misura sanitaria migliore è andare in macchina, perché sei da solo, o un'altra persona, come sapete, sul sedile posteriore, arrivereste direttamente dove dovete andare, nel vostro posto di lavoro, perché per adesso questo è. Sappiate che poi a Mestre continueremo, già oggi le strisce blu non ci sono, non si pagano né a Mestre neanche al Lido, per cui potete parcheggiare con più facilità, ma se poi andate al lavoro è probabile che trovate anche posto nella vostra azienda. La stessa cosa vale per il parcheggio che abbiamo, grazie all'accordo con l'autorità portuale, abbiamo destinato alla Marittima vicino alla fermata del People Mover. Ecco, anche lì potete parcheggiare gratuitamente, il People Mover l'abbiamo tenuto in efficienza, per cui avete diciamo, una soluzione un po' più sicura dal punto di vista sanitario. Lo dico perché magari persone sono state dentro 40 giorni e hanno paura di essere contagiate legittimamente, per cui per quanto si bardano, poi magari a contatto con altri si innervosiscono, prendono paura. Cioè la situazione dei mezzi pubblici è difficile comunque da gestire in tutto e per tutto. Attualmente stiamo reggendo, ma io immagino che nel momento in cui le persone cominceranno a uscire di casa perché cesserà l'emergenza, non cesserà il problema a Venezia. Detto, per cui magari se uno si organizza, se poi non è lontanissimo, per fortuna abbiamo un po' un periodo di bella stagione, magari o ci va con mezzi suoi, la macchina, ma anche la bicicletta, piuttosto che il motorino, la moto. Cioè possono essere soluzioni, non sono un modo ridicolo di parlare, è che effettivamente viviamo questo periodo. E sarà un periodo lungo, non sappiamo per quanto, non sappiamo, stiamo aspettando che il governo faccia qualcosa, che dica qualcosa sugli enti locali, lo farà, io sono fiducioso che lo farà, voglio scommettere come fa a non proteggere i lavoratori su una roba del genere, per cui sono sicuro, però per adesso non c'è detto niente, io oggi devo dire quello che ho in mano, nulla, perché abbiamo fatto anche ieri con i sindaci di tutta quanta la città metropolitana delle proposte concrete, alcune non costano nulla al governo, non abbiamo avuto nessuna risposta, immagino che siano impegnati su tantissimi fronti, so che stanno discutendo sul MES, sui grandi ragionamenti europei e così via. Nel frattempo noi siamo qui ancora a procurarci le mascherine, a comprarle in Cina, eccetera, eccetera, ma comunque siamo comunque fiduciosi che arriveranno gli aiuti, ma io ai cittadini dico quello che c'è, non quello che potrà essere. Se poi arriveranno aiuti e quant'altro, tutto di guadagnato, perché ci attenderemo proprio questo noi dal nostro Stato. Ecco, le strisce blu l'ho ricordato, per cui c'è un modo di mobilità, poi un po' di pazienza, l'ho detto anche a tutti i dipendenti pubblici, lo ridico, cerchiamo di tenere la calma, non andiamo sulle discussioni inutili, ci sono persone che magari hanno anche
ben problemi in testa ben peggiori, per cui evitiamo discussioni per un centimetro, per una cosa, cerchiamo di stare tutti quanti i più tranquilli possibili nei prossimi 2 mesi, insomma. Poi ecco qua, sono un commerciante non del settore della ristorazione, posso consegnare la mia merce a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, tutti i prodotti nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per il confezionamento, il trasporto e la consegna, però poi è possibile, certo. Un altro mi diceva, ho un sito per la vendita online, cioè il negozio è chiuso ma ha un sito per la vendita, posso continuare l'attività di vendita? Sì, è consentita l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online o attraverso altri canali. Cioè uno ha un negozio, il negozio non lo può aprire, ma può consegnare i prodotti a casa, sì. Poi ricordo che, dove avevo messo questa cosa, mi ero scritto, eccolo qua, che le cartolerie, le librerie e i negozi di vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati sono aperti 2 giorni alla settimana, il martedì e il mercoledì. Ecco, credo che gli altri sindaci negli altri comuni stiano provvedendo, sono già provveduto a fare la stessa istanza. Diciamo che io posso dare l'informazione certa per Venezia perché ho firmato ieri la determina, l'ho mandata agli altri sindaci, credo che per come ci eravamo detti si allineeranno, cioè facciamo che tutta la città metropolitana questi siano i giorni per comodità per tutti quanti, insomma, ecco. Anche di questo magari adesso facciamo una verifica e domani confermiamo che anche negli altri comuni siano questi gli orari. Ecco, un'altra domanda, per carità queste domande le avevamo già dette, ma tornano e io do le risposte ancora. Queste sono sempre allo 041, sono arrivate ieri più di 2060, 2080 telefonate. Perché le persone vogliono sapere, siamo qua proprio per rispondere, per dire che la macchina sta funzionando a pieno regime e insomma ringrazio le persone che lavorano in questo. Posso fare una passeggiata assieme a un soggetto con disturbo autistico, grave disabilità o insomma persone, soggetti con elevata necessità di supporto? La risposta è sì, certamente. Lo può fare col certificato medico, chiaramente della persona che ha una qualche disabilità, e poi l'autocertificazione per l'accompagnatore. Lo può fare nella vicinanza dell'abitazione, per cui non c'è più il limite di 200 metri, vicinanze è un discorso di buonsenso, però ecco, non vuol dire andare a 20 km di distanza, ma insomma vicinanze vuol dire fare una passeggiata, insomma. Ecco, sul discorso dei parcheggi ho detto della marittima, sono gratis, sono liberi e poi si può prendere il people mover o si fa 2 passi a piedi per restare a Venezia. Posso andare dal notaio per un rogito? Sì, si può andare, l'attività degli studi professionali è ammessa, anche questa solo su appuntamento, per cui dopo devi dimostrare che hai l'appuntamento e hai l'autocertificazione per questo. Ok, ecco qui poi c'è il discorso degli ecocentri su cui torno, e qui dovremmo avere anche una slide, una foto, ecco qua. Allora, qui è stato abbiamo messo a disposizione un numero che è questo che vedete, l'800 811 333. Sono possibili su prenotazione, verranno aperti da lunedì 20 aprile, come leggete nel cartello, da lunedì 20 aprile, cioè lunedì prossimo, saranno aperti tutti, sia quelli di Veritas ma anche quelli di Asvo, la zona del Portugalese. Allora, il numero però per tutti bisogna andare su prenotazione, per cui potete andare a consegnare la roba da lunedì, le prenotazioni sono aperte da giovedì, cioè da domani potete cominciare a telefonare. A quale numero? A questo numero qua, 800 811 333. Ecco, a quel numero vi prendete l'appuntamento, dovete portare delle cose che avete a casa, saranno aperti i centri. Per quanto riguarda il Comune di Venezia sono i 3 soliti che conoscete, a Santa Marta sul canale Scomensera, a Mestre in via Porto di Caverniago vicino al Taglierce e a Lido in via Malamocco. Chiaramente al Lido è anche per Pellestrina. Per cui è semplice, da domani potete chiamare questo numero, vi prendete, questo vale per tutta la città metropolitana, anche per i comuni fuori Venezia e anche per quelli gestiti da ASVO. Il numero resta lo stesso, è l'800 811 33 e prendete appuntamento, perché sennò non vi ricevono la roba. Voi arrivate con la macchina e vi dicono mi dispiace ma c'è la coda di gente con le prenotazioni, perché per motivi sanitari non possiamo accettare persone che arrivano senza appuntamento. Per cui voi con l'appuntamento e l'autocertificazione potete andarci, non potete andare a vedere se vi prendono la roba lo stesso.
perché non lo faranno, ve lo dico già, perché nel regime sanitario abbiamo dovuto igienizzare tutto e fare in un certo modo. Quando arrivate fate la vostra, aspettate un attimo e poi avete l'appuntamento, entrate, scaricate quello che avete e avete risolto il problema, insomma. E dunque, poi questa delle cose l'abbiamo detta. Le pulizie in città, dovrebbe esserci un video sulle pulizie in città che continuiamo a farvi vedere perché continuiamo a farle e vogliamo che voi insomma, abbiate contezza del lavoro che queste persone fanno. Facciamo vedere il video. Sì, il video l'ho mandato anche per ringraziare queste persone che hanno continuato a lavorare tutti i giorni, anche i giorni festivi, e volevo ringraziarli di cuore perché sia puliscono che anche sanificano. In centro storico abbiamo anche, come avete visto in qualche caso, le cali, abbiamo lo sporco anche dei gabbiani perché prendono le seppie, avendoli affamati perché non trovano spazzature più da nessuna parte, le lanciano dall'alto, ogni tanto chi ha la barca sa che lo fanno anche sulle prue delle barche, e poi lo vede perché le ammazzano così, le mangiano là e lasciano un po' di nero, un po' di sporco. Continueremo a pulire e a igienizzare tutto, insomma, perché è chiaro che senza il passaggio le persone restano, cioè si trattengono di più sulle cali e creano anche sporco, per cui continuiamo a pulire e continueremo a farlo, insomma. Ecco. Però grazie a tutte queste persone perché lo fanno tutti i giorni. Qui abbiamo i numeri della polizia locale, eccoli qua, di ieri. Ieri abbiamo controllato 364 persone. Siamo arrivati a un totale di 7.129 persone controllate, ieri abbiamo sanzionato 7 persone, pochissime, per cui erano tutti in regola. Siamo arrivati a sanzionare 327 persone e a denunciare penalmente 60, persone denunciate per altri reati 3, ieri abbiamo controllato 18 attività commerciali, nessun problema, siamo arrivati a controllare, cioè la polizia locale è arrivata a controllare 857 persone. E abbiamo chiuso anche tre esercizi che non avevano l'autorizzazione. Grazie a questi ragazzi che sono in prima linea proprio, insomma, vanno ringraziati loro, ma anche carabinieri, guardia di finanza e polizia, perché io dico loro, ma ci sono anche i militari lagunari, ci sono poi anche tutte le altre forze che magari mi dimentico, la guardia costiera, ci stanno aiutando veramente tutti e ognuno sta facendo il suo, una macchina che in qualche modo purtroppo avevamo già rodato con l'acqua grande e continuiamo a fare. Vabbè, e adesso c'è un video, un video bello anche per ricordarli, insomma, una consegna di uova di Pasqua ai ragazzi disabili, per cui vi facciamo del video e li salutiamo di cuore, un grande abbraccio. Ciao, buona Pasqua! Grazie. Buona Pasqua! Abbiamo appena concluso tutto il giro delle comunità alloggio per consegnare le uova di Pasqua che la Protezione Civile ha voluto regalare ai nostri ragazzi disabili inseriti nelle comunità. Per loro è un momento particolare perché da un mese e mezzo non possono ricevere visite particolari, non possono uscire, non possono fare attività all'esterno e allora con le debite distanze abbiamo lasciato giù le uova. Con questo gesto abbiamo voluto dimostrare la vicinanza dell'amministrazione alle persone anche più fragili e che vivranno in maniera molto particolare questa Pasqua. Sono qui isolati dalle famiglie, quindi ci sembrava un gesto bello e di solidarietà. Ecco a voi! Grazie. Ciao, buona Pasqua a tutti! Ciao. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Ciao Maurizia! Ciao Maurizia! Sì, è stata un gesto, penso, insomma, di ricordo, volevamo anche testimoniare il nostro saluto a ragazzi che ci guardano, che combattono con noi, insomma, siete con noi e grazie per i vostri sorrisi.
Poi dalla città metropolitana ho due video, uno del sindaco di Cavallino Treporti che ci racconta un po' come loro lì stanno sostenendo le famiglie in questo momento, e l'altro del sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, sulla consegna domiciliare mascherine, per cui vi farei vedere questi due video uno dopo l'altro. Facciamo partire il primo. Roberta Nesto, a Cavallino Treporti come state affrontando l'emergenza? Abbiamo dall'8 di marzo, già da prima ci eravamo posti il tema, ma dall'8 di marzo stiamo veramente coordinando col COC, abbiamo attivato un numero a disposizione per dare informazioni, lo 041 29 09 752, e con Protezione Civile e la Polizia Locale stiamo presidiando il territorio per cercare veramente di applicare le norme. Abbiamo dato sostegno alle famiglie creando il fondo di solidarietà da subito e poi anche attraverso i buoni spesa che, oltre a quelle risorse che ha messo il Comune, abbiamo avuto anche quelli dal Governo, e quindi stiamo consegnando alle famiglie in difficoltà questi buoni. Ormai già da 10 giorni, da oggi, anzi qualcosina anche in più, 2 settimane, e quindi diciamo che stiamo facendo fronte a questa tremenda emergenza. Un grazie alla Polizia Locale, un grazie alle forze del volontariato, alle forze dell'ordine, alle varie associazioni, UILDM, alla Croce Verde, che sempre sono al nostro fianco. Stiamo ovviamente supportando le famiglie. La grossa preoccupazione è la preoccupazione per la stagione estiva, perché i lavoratori stagionali sono a casa, le aziende sono ancora chiuse, quindi il percorso futuro ci sono tante incognite, ma sono fiduciosa che apriremo, che ci sarà il turismo dell'estate calda e potremo veramente cominciare a lavorare e a dar soddisfazione alle imprese, ma anche ai tanti lavoratori. Come città di Jesolo volevo illustrarvi quelle che sono le cose principali che abbiamo fatto in questo particolare momento di emergenza per il coronavirus. Le mascherine abbiamo iniziato dagli over 60 e adesso abbiamo distribuiti a tutte le famiglie. I buoni spesa abbiamo ricevuto 148.000 euro dal governo, li stiamo consegnando. Le famiglie che si sono rivolte a noi in questi giorni, gli ultimi giorni, sono in totale 150 circa. Abbiamo rinviato diversi tributi, tari, COSAP, scadenze, IMU che erano in scadenza, e quindi i cittadini in questo momento non devono preoccuparsi di nulla, anche l'imposta sulla pubblicità e la COSAP. E continuano quelli che erano i nostri servizi di assistenza sociale per le famiglie più bisognose, gli ammalati, i poveri, eccetera, e la polizia locale sta controllando che arrivano da fuori Jesolo per andare a abitare sulle seconde case. Queste persone purtroppo non possono venire. Appena sarà finita l'emergenza saremo felici di abbracciarli e di riceverli. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Grazie al sindaco Nesto e al sindaco di Cavallino Nesto, Roberta Nesto, e grazie al sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Grazie anche per l'aiuto che ci date, anche con quello che ci avete dato con i vostri studi, con i vostri gruppi di lavoro, per le proposte che abbiamo fatto al governo. E ecco, ricordo adesso il numero per i WhatsApp, per disegni, per idee, per racconti, per quello che volete mandarci, che poi insomma in qualche modo lo inseriamo, lo teniamo anche a memoria per quello che si può, proprio per ricordarci questo periodo. 366 930 95 92, 930 95 92 questo numero, oppure lo potete inviare al nostro sito Dime, ma insomma questo è il numero dove arriva direttamente a noi, così il materiale possiamo utilizzarlo meglio. Io oggi ho finito. Ci sono tante cose anche da dire, però la cosa più bella che voglio ricordare è il regalo di Federico Donofrio, i suoi soldini, guardate, i suoi soldini con la lettera, che sono 23 euro, che ricorderò per un pezzo, perché insomma per i medici e per le persone che sono in difficoltà. Li consegneremo, Federico, direttamente, lo faremo qui in trasmissione, così potrai vedere. Grazie, ti voglio bene, saluto anche le tue sorelline. Saluti a tutti, buona giornata, buona salute a tutti, buon tutto. Grazie.
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratutobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.